Il senatore Marco Marin ha accettato di assumere un incarico nell'ambito del coordinamento nazionale di Forza Italia ed ha lasciato quindi la carica di coordinatore veneto. Fatto fuori con una supercazzola che nemmeno amici miei. Eh sì, perché questo fantomatico coordinamento nazionale di Forza Italia non esiste. L'hanno in pratica silurato assegnandogli una carica fittizia. L'avventura di Marco Marin da coordinatore regionale finisce così. Al suo posto, come commissario, arriva quell'Adriano Paroli che su Padova aveva sostituito il fu commissario Simone Furlan, ritornato anche lui nel fantomatico coordinamento nazionale. La base, almeno una parte consistente, compresi gli ex amministratori Mosco, Lodi e Turrin, festeggia. L'hashtag è Freedom con 2 M, quelle di Marco Marin per l'appunto. C'è chi posta una foto con 2 schermidori alludendo al passato sportivo dell'ex numero 1 di Forza Italia, dicendo alle volte lo sport non basta. Più sofisticata la vignetta dell'azzurro Enrico Turrin con scritto in guardia. Si chiude con le citazioni: più in alto si innalzano, più forte sarà lo schianto. Base in festa dunque, poi però si dovrà vedere i numeri, sono quelli che contano in politica. Forza Italia, 2 anni e mezzo fa con Marin, raggiunse il 7,44% delle preferenze, un dato non certo esaltante ma che contribuì in maniera importante alla vittoria di Bitonci. Vedremo la nuova Forza Italia cosa saprà fare.